Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a questo appuntamento del venerdì di Trieste in diretta, argomenti diversi nelle due mezze che vi faranno compagnia in questo venerdì 30 maggio. In questo primo spazio siamo in compagnia, è sempre un piacere averlo con noi in studio, il presidente della società velica Barco Legrignano Mitja Gialuz. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Ieri la presentazione della barcolana numero 57, alla presenza delle autorità, alla presenza di tanti velisti, di tanti amici anche della società velica Barco Legrignano e della barcolana. Una delle novità, così anticipo subito gli argomenti, presidente Gialuz, è questa estensione fino alla Carnia della barcolana. Ovviamente non solo questo, ci sono tanti aspetti, tanti eventi dal 3 al 13 di ottobre di quest'anno, quindi la Coppa d'autunno numero 57 che si è presentata ieri. Anche la cornice era bella giornata soleggiata che ha veramente sposato a pennello quella che è stata la presentazione. Devo dire una bellissima giornata, la società velica Barco Legrignano con tanti soci che indossavano le magliette tradizionali con i colori della polo barcolana, tante autorità, tanti amici della barcolana, sponsor. È stato un momento, devo dire, bello per varare la 57esima edizione all'insegna di uno slogan sul quale abbiamo lavorato quest'anno. Ricordate l'anno scorso energie positive, quest'anno l'idea è quella di lavorare sull'incontro. Infatti il payoff, lo slogan è la barcolana, il luogo dove il mare incontra, dove la passione incontra il mare, scusate. Quindi l'idea è che ci sia la passione che incontra il mare in tutte le sue definizioni. Infatti in barcolana ampliamo gli sport dal nuoto alla vela, dalla vela parasailing al SUP, quindi tante iniziative in mare e a terra all'insegna dell'incontro. Incontro come momento necessario, opportuno, bello, in cui ci si trasforma e si vive l'autenticità di un evento straordinario e unico al mondo come la barcolana. Abbiamo aperto le iscrizioni e già questa mattina avevamo più di 100 iscritti, quindi grande entusiasmo. Come sempre ci sono gli appassionati di vela che non vogliono mancare alla barcolana e quindi si sono iscritti immediatamente. Tra le novità quest'anno abbiamo anche una lotteria per cui chi si iscrive alla barcolana potrà vincere una Honda Jazz, una macchina ibrida. Quindi mandiamo un messaggio anche di forte sostenibilità ambientale e tra l'altro chi si iscrive entro il 31 luglio avrà la possibilità di competere a questa lotteria con 2 biglietti, quindi maggiore possibilità di vincere. Allora guardi, se d'accordo, andiamo a vedere il servizio della presentazione di ieri, perché non solo con il payoff, partiamo proprio da quello scelto quest'anno, ecco, lo vediamo dove la passione incontra il mare, e poi apriamo a quelli che sono gli spunti di conversazione proprio col presidente Gialuz. Sole meraviglia, mare, piatto. Dove la passione incontra il mare, questo è il payoff dell'edizione 57 della barcolana presentata oggi alla società velica Barco Legrignano. Passione e incontro, due parole chiave che riassumono bene lo spirito della barcolana, la passione come motore di ogni attività, con lo spirito genuino di chi si spende per un obiettivo, l'incontro come aspetto di coesione sociale, di condivisione, dove in barca come in ufficio tutti si danno una mano, dove le persone, a prescindere dalla provenienza o dalle abilità, si incontrano in una festa che lancia un messaggio sempre positivo volto alla solidarietà e alla gioia di stare in compagnia. Il mare, diciamolo, lo diamo per scontato. Mancano 5 mesi, ma entusiasmo e interesse di tutti presenti oggi, in primis dello staff e del presidente Mitja Gialuz, erano palpabili nell'anticipare il ricco programma con tanti sport che dal 3 al 12 ottobre animeranno il capoluogo regionale, ma non solo. 57esima edizione di barcolana all'insegna di un nuovo payoff dove la passione incontra il mare. Sarà una barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La barcolana per la prima volta arriva in Carnia, si estende a diversi sport, il SUP, il nuoto, una barcolana fan che addirittura coinvolgerà tutta Italia, la barcolana maxi,
tanto mare, tanti sport del mare, ma tanta cultura, Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti e poi domenica 12 ottobre il gran finale con la 57esima edizione della Coppa d'autunno, con tante novità. Per chi si iscrive una lotteria e si potrà vincere addirittura un'automobile per riuscire a coccolare i nostri iscritti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro tra sport genera positività. Da Trieste a Lignano e Grado fino in Carnia, al lago di Cavazzo, una delle novità dell'edizione 2025. Il lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la terra, la collina, la montagna e il mare nell'arco di 3/4 d'ora, perché da Lignano, dove si terrà la Barcolana Beach Sprint, a Grado, dove si terrà la Barcolana SUP, a Cavazzo ci si impiega davvero meno di un'ora, e questa è una peculiarità della nostra regione che insieme a Promoturismo vogliamo valorizzare e promuovere. Prima specifica dal 3 al 12, non dal 3 al 13, chiedo scusa per l'imprecisione. Secondo aspetto, è sempre bello vedere il golfo pieno di barche, Quelle immagini, un bel colpo d'occhio, no? Le immagini, devo dire, mi emozionano sempre, perché la partenza è il momento in cui si scioglie la tensione di un anno di lavoro e si vede realizzarsi quel miracolo laico che ogni anno, la seconda domenica di ottobre, caratterizza la Barcolana e alla quale tutti vogliono partecipare. Io giro l'Italia e gli appassionati di mare, non necessariamente velisti, ma coloro che amano il mare mi dicono: ah sì, la Barcolana ci sono stato, e mi elencano gli anni in cui ci sono, oppure no, voglio venirci, devo essere a Trieste la seconda domenica di ottobre. Un altro aspetto è proprio quello dell'incontro, era nella frase di quest'anno, nel payoff di quest'anno. Anche nel servizio abbiamo cercato di rendere proprio l'idea rispetto al valore che la Barcolana ha sempre trasmesso, quello dell'incontro delle persone, ma anche l'incontro fra professionisti che si sfidano, quindi c'è del sano agonismo. Ma assolutamente, ci sono diversi piani che si tengono assieme. L'anno scorso a Barcellona si è tenuta la Coppa America, cioè la manifestazione più importante della vela, con i velisti professionisti più bravi, e noi abbiamo fatto un'indagine sui nostri social di Barcolana e abbiamo visto che in quel periodo da Barcellona c'erano un sacco di contatti di velisti che volevano in qualche modo essere almeno attraverso i social a Trieste. Questo ci dice che i professionisti, gli appassionati vogliono venire a Trieste, perché a Trieste si trova qualcosa che altrove non c'è. L'autenticità, la voglia di essere parte di una comunità. L'avete ricordato bene nel servizio, Barcolana è un'occasione straordinaria, come lo sport in generale, di coesione sociale, e Barcolana quest'anno vuole sottolineare, proprio in un mondo in cui ci si divide, in cui prevalgono talvolta gli elementi di distanza, di separazione, vuole essere invece un momento di appunto incontro, di condivisione di valori positivi. L'aspetto anche bello, glielo racconto come spaccato personale, è che Barcolana diventa in qualche modo anche un brand, se vogliamo intenderle in termini un poco più aziendali, che distingue la città anche all'estero. Mi è capitato in 2 occasioni di essere all'estero, una volta in Olanda e una volta in Austria, quindi non è prettamente l'Austria, è un territorio di mare, che quando alla domanda da dove provieni, ho detto fieramente Trieste, Barcolana, perché queste persone con cui ho avuto modo di avere un contatto hanno partecipato a delle edizioni della Barcolana. Questo non può che farmi piacere, naturalmente, e noi lavoriamo ogni anno per mantenere le caratteristiche fondanti della Barcolana, quella partenza unica con tutte le barche sulla stessa linea di partenza, le piccole, le grandi, i professionisti, gli amatori. L'arrivo davanti a Piazza Unità a celebrare questo legame strettissimo che la città ha con il suo mare, ma ogni anno cerchiamo di innovare. E devo dire che questa diciamo, evoluzione, questa crescita qualitativa, non solo quantitativa, di Barcolana è stata resa possibile grazie ai tanti partner che ci supportano, a cominciare dalla Fondazione CR Trieste, le Generali, certo. Fincantieri, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune. C'è una
davvero occasione di incontro positivo, virtuoso tra pubblico e privato, tra mondi diversi, sportivi, con tanti circoli che supportano la barcolana e della vela, ma anche del canottaggio. Quest'anno durante la Special Edition abbiamo fatto un lavoro straordinario, ad esempio con il Saturnia, per portare anche i canottieri in barcolana. Io credo che l'evoluzione di Barcolana sia quella della trasformazione in un vero e proprio festival del mare, in cui si celebra questo elemento fondamentale, l'ho ricordato anche ieri il segretario generale dell'autorità portuale, il dottor Gurieri, che insomma, il presidente indicato dell'autorità portuale di Trieste, sul valore anche economico che il mare ha per questa città. Un altro aspetto, lei sottolineava prima, della Coppa America, quest'anno è a Napoli fra l'altro, no? Sarà nel 2028 a Napoli, 28, quindi quest'anno è stata annunciata. Quest'anno è stata annunciata, sì. Pochi giorni fa è stata annunciata, e questo sarà importante perché chiaramente tutto il mondo della vela, tutte le filiere dell'economia blu potranno giovarsi di questo appuntamento, che però è un appuntamento di vela d'élite, per così dire, di vela molto diciamo una Formula 1, invece la barcolana rappresenta la vela popolare, ogni anno appunto celebra questa grandissima passione che c'è a Trieste, ma c'è nel mare Adriatico in particolare, per la vela, che è una vela non necessariamente di élite, ma una vela accessibile un po' a tutti. A tutti, certo, con una buona componente anche di competizione che comunque non guasta, anche perché sempre di una regata si parla. Certo, assolutamente, c'è la competizione la seconda domenica di ottobre, ma la competizione arriva dopo un percorso in cui anche costruiamo, approfitto per dirlo alle cittadini, insieme il palinsesto di Barcolana. Abbiamo un format, candida il tuo evento, un bando che trovate sul sito www.barcolana.it, in cui potete proporre un evento, un appuntamento, una mostra alla Società Velica Barcola Grignano, che non organizza da sola la Barcolana, ma c'è una grande partecipazione di cittadini, associazioni, volontari che costruiscono quei 10 giorni in cui la città si trasforma. C'è anche un forte messaggio di sostenibilità. Quando si parla di mare, Trieste ne abbiamo diversi, anche altri eventi, altre rassegne che si occupano di questo. Il messaggio è quello, anche perché l'inquinamento, l'uso, ogni tanto più che altro uso, l'abuso che si hanno del bene dell'acqua oggigiorno diventa sempre più importante. È quello di una competizione mescolata a un evento cittadino, quindi tanto in mare quanto a terra. Il messaggio è molto forte e molto chiaro. Assolutamente, Barcolana Sea Summit è nata con quell'idea, con quel diciamo, obiettivo di sensibilizzare soprattutto i più piccoli, soprattutto i ragazzi e le ragazze, le studentesse e gli studenti, e attraverso di loro, magari i nonni, che sono cresciuti in un mondo in cui la plastica, come dire, era vissuta solo in termini positivi, non si vedevano tutte le esternalità negative della plastica. Ecco, educare e promuovere la sostenibilità verso i giovani significa poi riuscire a creare le condizioni anche per un'educazione civica più ampia. Credo che Trieste per molti aspetti sia virtuosa, per altri aspetti, penso alla raccolta differenziata, ad esempio, abbiamo lavorato molto con Acegas, APS Amga sulla sensibilizzazione alla differenziazione. Ecco, sono eventi, appuntamenti che consentono di trasmettere valori, messaggi importanti per migliorare la qualità della vita, con un tono che non è quello diciamo del convegno, non è il tono freddo del convegno, ma è un'occasione bella, divertente, in cui ecco, ci si incontra, si fa festa, ma si trasmettono anche messaggi importantissimi. A livello organizzativo, Presidente, siamo ormai a giugno, questo che periodo è? Cioè, cosa si sta definendo in questa fase? Questo è il periodo in cui le 40 circa persone che lavorano tutto l'anno per l'organizzazione della Barcolana
definiscono nei vari settori, definiscono il palinsesto, definiscono il budget è praticamente chiuso e si stringono un po' i bulloni dell'organizzazione, a cominciare dal villaggio, che naturalmente è un aspetto importantissimo, e cerchiamo di lavorare per migliorare la fruizione del villaggio, ai parcheggi, che è un tema naturalmente molto critico per la nostra città, che è una città che deve essere sempre di più a misura del cittadino e dei triestini, quindi un evento importante come la Barcolana può essere un'occasione di sperimentazione di soluzioni nuove. Ci stiamo lavorando con il Comune di Trieste e speriamo di riuscire a portare delle soluzioni, perché quello dei parcheggi è oggettivamente un tema, e poi tutte le attività sportive che vengono definite. Quest'anno avremo 2 campionati europei, a uno tengo particolarmente, è quello della Barcolana Parasailing per gli atleti con disabilità fisica o mentale. La vela è anche da questo punto di vista uno sport straordinario per promuovere l'inclusione. E poi c'è il lago di Cavazzo, no? Quest'anno. Poi c'è il lago di Cavazzo, sul quale stiamo lavorando, avremo un incontro la settimana prossima con i sindaci del territorio, perché è un territorio molto bello, che unisce un po' appunto una cerniera tra il Friuli e la Carnia, un luogo di incontro, e crediamo che anche lì ci possano essere delle attività molto belle per estendere la Barcolana da Muggia a Monfalcone, da Grado a Lignano, per arrivare appunto fino al lago dei Tre Comuni. Poi si inseriscono ogni anno attività, i SUP negli ultimi anni hanno preso insomma un po' la scena, no? Anche dalla loro parte, perché è diventato un'attività che ha riscosso sempre più successo. Poi ci sono i piccoli con gli Optimis, insomma si coprono un po' tutti in qualche maniera, tutti gli sport del mare, ma anche tutte le sensibilità. Sì, l'idea è proprio quella di estendere la possibilità di partecipare alla Barcolana con la filosofia che è propria della Coppa d'autunno, quindi tutti sulla stessa linea di partenza, anche il SUP, i professionisti e gli amatori. L'anno scorso avevamo un SUP grande con sopra una famiglia, il cane, è stato bellissimo perché sono partiti insieme ai professionisti. Quelli che hanno vinto sono stati 20 minuti e la famiglia ci ha impiegato 1 ora e mezza. Idem la Barcolana nuota. Anche la Barcolana nuota, un'unica partenza con tutti che condividono questa gioia di essere insieme in acqua, di incontrarsi in acqua, e poi ciascuno fa il proprio percorso a seconda delle capacità individuali. Questo vale in mare, ma vale anche a terra. Con la Barcolana Un mare di racconti stiamo lavorando con Alessandro Mezzenalola per avere anche quest'anno a Trieste scrittrici e scrittori di rilievo internazionale per presentare i loro libri, che hanno un legame con il mare, con il viaggio, con la letteratura anche diciamo che trasmette valori positivi e che racconta un mondo complicato in cui viviamo. Le chiedo di magari toglierci una curiosità. Ogni edizione cerca di arricchire, di differenziare in qualche maniera anche l'offerta che si è già svolta negli anni passati. Questo può essere uno degli elementi forse più difficili nel processo di organizzazione. Io mi immagino lo staff di Barcolana, ma ovviamente di tutti quelli che partecipano, che si siedono attorno a un tavolo e dice: e cosa facciamo per il prossimo anno? Cioè, anche per creare quell'elemento di novità e di interesse per chi magari la Barcolana, magari prettamente triestino, la vive ogni anno e si aspetta quella virgola in più. Allora, devo dire che c'è un percorso lungo di elaborazione del concept, l'idea diciamo il luogo, lo spazio, perché non è solo un luogo, è dove, inteso in senso naturalmente spaziale ma anche temporale, dove la passione, o si può declinare anche il plurale, le passioni incontrano il mare, frutto di un'elaborazione lunga di tante persone che lavorano in Barcolana, ma anche di tanti stimoli esterni. Ecco, questo è fondamentale. Devo dire che
in sede di debriefing dell'edizione precedente noi cerchiamo di raccogliere le critiche, perché non ha senso star lì a dirci tutto va bene, facciamo, siamo bravi, no, recuperiamo le critiche, cerchiamo di fare attenzione a quelle che sono le suggestioni, i suggerimenti, le indicazioni delle cittadine e dei cittadini, e poi facciamo tanti brainstorming, cerchiamo di pensare anche all'innovazione con un pensiero un po' laterale, senza rimanere sempre legati a una concezione, diciamo, tradizionalista della barcolana. Vanno mantenuti i caratteri, i capisaldi, la partenza, più volte mi dicono cambiamo la partenza non si cambia, quella sì che è un must, ma per altri aspetti invece si deve cambiare, si deve innovare, si deve sperimentare, dobbiamo incontrare le comunità. Ci sono, a proposito di incontri, Barcolana quest'anno cercherà di incontrare i rioni, incontrerà le comunità e espanderà quello che è la portata del mare anche al di là delle rive cittadine. Questa è un'indicazione che ci viene dai cittadini, cerchiamo di recepirla e raccogliendo delle istanze, delle domande, delle proposte che arrivano proprio dalle associazioni e dai singoli. L'aspetto bello è che poi sia prima che durante il periodo della barcolana, cioè quei 10 giorni, il coinvolgimento si amplia anche alle scuole, alle altre attività sportive. Io mi ricordo che avevo mandato un messaggio qualche anno fa dove avevo fatto vedere un progetto che aveva fatto mia figlia a scuola della costruzione di barchette con quello che si ha, ed erano le noci che riprendevano un vecchio logo di Barcolana. Sì, era un vecchio manifesto di Barcolana, sì. Bellissimo, il poster che peraltro approfitto per dire che presenteremo nelle prossime settimane, che stiamo realizzando insieme a Carlo Bach di Illy Caffè. Sarà un manifesto molto molto bello e iconico, ma devo dire che uno degli appuntamenti più entusiasmanti è il mercoledì, quando la scuola materna di Barcola arriva con i giovanissimi ragazzi, ragazze, bambini e vengono in visita alla società velica negli ultimi giorni delle iscrizioni, o piuttosto il lavoro che facciamo con il nautico per il Follow Me. Ci sono ormai più di 100 studenti del nautico che rappresentano un po' il biglietto da visita di Trieste, perché accolgono le barche che arrivano da tutto l'Adriatico e le fanno ormeggiare. Quindi ci sono tanti progetti con le scuole e c'è un coinvolgimento importantissimo dei giovani in Barcolana, proprio perché, ripeto, dal Sea Summit alle attività pratiche è un'occasione, al villaggio in cui ci sono tanti stand, penso al bioma. Quest'anno ci sarà un progetto molto bello di sensibilizzazione ambientale col WWF, la riserva marina di Miramare, perché, ripeto, è un'occasione per trasmettere valori, trasmettere anche delle informazioni legate agli sviluppi scientifici, in un contesto che si presta a un apprendimento con un approccio divertente. Anche perché poi il territorio di Trieste, con un numero mi pare più alto in Italia di percentuale di ricercatori per numero di abitanti, non può esimersi dal mettere in piazza queste eccellenze. Assolutamente, l'Università di Trieste ha svolto un ruolo importantissimo, ha stimolato Barcolana a crescere e in occasione del centenario, nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, ci ha fatto l'onore di partire con le celebrazioni del centenario proprio nella Barcolana del 2023, e poi l'anno scorso è stato un po' il clou del festeggiamento. Ma non solo l'università, ma c'è una rete, diciamo, di centri di ricerca che porta alla cittadinanza il frutto delle ricerche, proprio con la sfida di semplificare il messaggio, perché talvolta, qua parlo da ricercatore universitario, appunto i professori e i ricercatori rimangono lontani, magari un po' sul colle, no? Lontani dalla cittadinanza. Invece in questo momento è fondamentale proprio accorciare le distanze e la Barcolana può essere anche un luogo in cui la scienza incontra
la cittadinanza. L'incontro c'è sempre. L'incontro c'è sempre e quest'anno sarà un mantra. Volevo fare un passo indietro anche sulla Special Edition, era un'iniziativa inedita. Che bilancio si è potuto fare di questa esperienza? Bilancio straordinario, devo dire che è stato naturale restituire alla Marina Militare, a Nave Vespucci, l'omaggio che Vespucci fece alla Barcolana 50. Ricorderete nel 2018 consegnammo l'ultimo mascone, il numero finale, quello del record che ci ha consentito di entrare nel Guinness dei primati proprio a Nave Vespucci. Qualche anno dopo, parlando con il capo di Stato Maggiore della Marina e con Difesa e Servizi, abbiamo concordato su questa Special Edition per celebrare il rientro di Nave Vespucci da un giro del mondo che mancava da tanti anni, forse il più lungo, impegnativo giro del mondo di Nave Vespucci, che è un'eccellenza della Marina italiana, è un simbolo per tutti i velisti, e quindi è stato bello il 1° marzo accoglierla con una parata di barche che, nonostante i 20 nodi di bora e il freddo, hanno voluto esserci, e questo ha testimoniato una volta di più la grande passione di Trieste per il mare. Poi, come detto, tante attività a terra, il villaggio, e c'è quell'aspetto anche, fra virgolette, turistico, che aiuta a creare un contesto di partecipazione, perché anche tanti che vengono non per gareggiare, non per andare in mare, vengono per stare a terra, però dopo si fermano. Ma devo dire che Barcolana è stata 20 anni fa uno dei primi, delle prime occasioni, come diceva prima, anche di marketing territoriale, di promozione di Trieste in Europa e nel mondo. Oggi Trieste è cambiata, c'è un turismo importante e Barcolana deve accompagnare la gestione di questo turismo, garantendo anche dei servizi. Su questo dobbiamo lavorare, ripeto, a cominciare dai parcheggi, certo, per arrivare anche a governare un fenomeno che naturalmente è positivo, ma che deve essere contemperato con quelle che sono le esigenze anche dei cittadini. Ovvio. Barcolana ha un impatto sulla città e chiaramente non può andare a discapito di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Poi Tele4 fa la sua piccola parte affiancandosi con l'altra Barcolana, dove ci mettiamo alle spalle della regata, perché insomma abbiamo la RAI che lo trasmette, però tutto il divertimento, diciamo, del dietro le quinte cerchiamo di farlo assaggiare. No? Devo dire che è un'iniziativa bellissima che racconta quello che è lo spirito autentico di Barcolana. Lo smizza. Esatto, ma è quello che è lo spirito della città di Trieste, esatto, che in qualche misura trova il suo momento di sviluppo, di dimostrazione, di manifestazione più ampio proprio durante la Barcolana, ed è secondo me un modo bello di raccontare lo spirito più profondo dei triestini. Presidente, visto che il messaggio penso che sia passato, insomma, su quelli che sono i valori di Barcolana, che lo sono sempre stati, che lo vogliono trasmettere anche in questa edizione numero 57, se tra le attività o tra tutto il corollario di eventi c'è qualcosa che stiamo dimenticando, me lo dica lei, perché sono veramente tante le iniziative che avete allestito. No, mi pare che abbiamo parlato di tutte le iniziative più importanti. Chiaramente le iscrizioni sono aperte, quindi tutto ruota intorno alla Coppa d'autunno. Voglio ricordare che fino al giorno prima della Coppa d'autunno ci si può iscrivere, ma è fondamentale farlo in anticipo entro il 31 luglio, perché così si avrà la maggiore possibilità anche di vincere poi una macchina, di avere una sacca bella e una polo celebrativa dell'evento, che quest'anno è davvero bellissima, sarà a disposizione degli appassionati di mare di Barcolana a partire da luglio. Si troverà negli appositi punti vendita nella città di Trieste ed è progettata e prodotta da Marfienai con un nuovo logo e con un colore bello. Il colore, diciamo, da polo è nero, ma è impreziosita dal magenta, dal bianco, e quindi è una polo veramente molto molto bella, a cui si unisce una collezione, non solo la polo, ma dal cappellino, la felpa, certo,
c'è tutta una collezione barcolana che inorgoglisce, perché poi quando a distanza di anni vedo sugli aerei le persone con la maglietta di barcolana, mi è capitato la settimana scorsa a Genova di vedere una giovane ragazza, una giovane velista con la maglietta di barcolana, chiaramente mi ha fatto molto piacere. E che effetto le fa vederlo anche all'estero? Perché c'è quel cosa in più, no? Perché magari in Italia, insomma... No, fa piacere all'estero, ma fa piacere anche in Italia, certo, oggettivamente. Certo. È un modo per riconoscersi e per sentirsi parte di una comunità. Che poi fra l'altro il merchandising va sempre esaurito, che io ogni volta le taglie non le trovo mai, né per un regalo né per me stesso, però questo è un bene, insomma. È difficile, sulle taglie combattiamo perché è sempre complicato certo. trovare delle taglie corrette, ma via via nel corso degli anni con il nostro partner tecnico si è riusciti a migliorare anche la qualità dei prodotti, siamo molto orgogliosi che piacciono ai cittadini e ai triestini. Bene, allora poi ci saranno, immagino Presidente, altri momenti di incontro anche con la stampa, perché poi le presentazioni, anche grazie agli sponsor e tutte le realtà che si affiancano, saranno comunque tappe da qui fino a ottobre. Ci saranno tante tappe, abbiamo solo varato, per certo. così dire, la Barcolana 57, adesso la Barcolana 57 naviga a Trieste, navigherà nel Friuli Venezia Giulia, ma ricordava prima la Barcolana Fan, sarà in tutta Italia, per cui inizieremo addirittura il 5 settembre con la possibilità per tutti gli appassionati di windsurf, kitesurf, wing, di iscriversi in tutta Italia, di scaricare un'app e di registrare la loro traccia, il record diciamo, di velocità sui 100 metri e poi verranno premiati a Trieste il 5 ottobre. Quindi in tutta Italia si parlerà di Barcolana e di Trieste a partire dal 5 settembre con questa nuova iniziativa. Così come il Ticket to Race, abbiamo già ieri venduto dei biglietti per partecipare alla Barcolana a Hong Kong e in Canada, e quindi già ieri mattina 4 velisti hanno diciamo, testimoniato la loro volontà di esserci a Trieste il 12 ottobre. Erano là pronti praticamente. Erano là pronti, ma devo dire nell'arco di un'ora abbiamo fatto 60 iscritti, sì, quindi erano davvero che stavano attendendo da giorni evidentemente l'apertura delle iscrizioni, a testimonianza dell'entusiasmo che questo evento, di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi, genera in tutta la comunità degli appassionati del mare. Grazie davvero Presidente della Società Velica Barcole Grignano Mitia Gialuz, buon lavoro. Grazie a voi per l'invito e buona estate. Noi ci fermiamo qui per qualche istante di pubblicità, ci rivedremo tra poco. Nuovamente un buon pomeriggio da Trieste in diretta, cambio la sedia dell'ospite, siamo in compagnia di Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. Ci sono diverse attività estive in particolare, concerti, eventi, e poi c'è questa chicca, ne parlavo con il collega Umberto Bosazzi, che diciamo ne ha più cognizione di me, del Beethoven Fest, che è un unico nel panorama, mi viene da dire, internazionale, e che vede Muggia come luogo caratteristico. Esatto, l'abbiamo chiamato infatti Muggia Beethoven Fest, esatto. Perché gira intorno a un tesoro che ha la regione e che questa biblioteca museo beethoveniana che si trova a Muggia è un luogo creato dalla famiglia Carrino negli anni, che oggi vanta in Italia, ma direi anche nel mondo, di essere uno tra i più importanti luoghi beethoveniani. E quindi abbiamo creato questo festival che è iniziato ieri e che andrà avanti fino a domenica, che vede come cuore questo museo, e poi in tutta la città di Muggia succedono tantissime cose. Ecco, cosa succede? Allora, concerti ovviamente. Certo, beh. Concerti ovviamente. Pare la base. Esatto. Le sere ci sono concerti con artisti internazionali, stasera siamo a Muggia Vecchia con il quartetto Arola, che è un quartetto svizzero in grande ascesa, invece sabato e domenica c'è Pietro De Maria, insomma, grande pianista, sì, che sarà con noi addirittura 2 giorni per approfondire il repertorio beethoveniano, di cui è un grande interprete perché lui ha inciso tutte le sonate, anche i concerti, eccetera, e in effetti farà questi 2 concerti al Teatro Verdi di Muggia. Invece intorno a questi concerti ci sono tantissime attività, queste che ho detto ora sono a pagamento, tutte quelle che girano intorno sono invece gratuite, e questi sono laboratori per i bambini, per le famiglie, altri per persone invece più grandi, anziani, insomma.
poi ci sono anche concerti nelle calle, quindi tantissimi concerti vedo. all'aperto, sabato tutto il pomeriggio ci sono concerti in giro e poi ci sono conferenze molto belle al Museo Carà con proprio interpreti e con alcuni dei musicologi più, diciamo, di fama internazionale che vengono a approfondire la figura di Beethoven e a raccontarla. Ecco che poi grazie al traino della fama di Beethoven si riescono ad avvicinare alla musica anche persone che magari prima non erano appassionati o non erano neanche, diciamo, esperti conoscitori. Totalmente. C'è un aspetto molto importante, credo che queste tipologie di attività sono fatte proprio per permettere alle persone di vivere un momento diverso, no? Come dire, immergersi in una dimensione diversa, che è quella che Mungia ci dà, ma anche attraverso la cultura. E quindi Beethoven è un compositore poliedrico che ha rappresentato moltissimo, non solo attraverso la sua musica, ma anche simbolicamente, per il pensiero, Certo. eccetera, no? E quindi un bel momento, a mio avviso, per abbassare i ritmi e passare una giornata a Mungia insieme alla musica di Beethoven e anche alle sue idee, insomma. Estate in Musica 2025, che poi la cornice della rassegna, un viaggio sonoro attraverso il territorio, quindi si va anche a dare in qualche modo valore al territorio e non soltanto a ciò che gli si propone, quindi diventa un escamotage per dire anche alla gente venite a vederci, no? Come luoghi, come paesaggi accompagnati dalla musica. Totalmente. E con la società di concerti abbiamo questa rassegna estiva invece che viaggia un po' su tutta la regione cercando di intercettare luoghi diversi che ci godiamo in estate, che possa essere il Coglio, che possa essere il Castello di Miramare, che possano essere anche i musei come il Museo Sartorio con il suo palco all'aperto durante Trieste Estate. E quindi cerchiamo di fare concerti che permettono alle persone quindi di vivere la musica in questi contesti diversi. A livello organizzativo, anche come nel suo ruolo di direttore artistico, com'è la fase di preparazione di una rassegna di questo tipo? Anche perché non si concentra solo su un singolo concerto o evento, ma è proprio diluito in più tappe, più giorni e anche più offerta diversa per i più piccoli, per i più grandi, per chi è esperto e per chi non lo è. Com'è il lavoro dietro le quinte? Ma io credo che innanzitutto poi ognuno ha il suo proprio stampino, Certo. diciamo, rispetto al lavoro che fa. Io sono convinto che la musica abbia soprattutto una vocazione sociale, e quindi trovo i miei progetti sempre sono molto diversificati, trasversali nel voler includere tutte le età, tutti i repertori, diverse tipologie di artisti e quindi cerco sempre di entrare nella quotidianità delle persone con questi laboratori, con questi incontri per poi portarli quindi al concerto e dargli delle chiavi perché in modo tale che quando arrivano in uno spazio bellissimo come può essere il Castello di Miramare appunto dove avremo questo stupendo concerto con l'orchestra dei pomeriggi musicali il 19 che quindi uno ha questo panorama straordinario al pomeriggio al Castello di Miramare, ma arriva da tutto un ciclo di attività che gli permette quindi di ascoltare questa musica, a mio avviso, in una dimensione diversa. Musica con vista, 2 appuntamenti al Parco del Museo Civico Sartorio, leggo dal programma, inseriti nel programma di Trieste Estate, lunedì 30 alle 21 ci sarà il Stauffer Cello Quartet, quindi anche insomma, diciamo, come dire, prestigio. Assolutamente, in tutta la rassegna di tutti i concerti l'insieme, no? Tanto adesso questi a Mungia, poi quelli in giro per la regione, poi questi ultimi 2 musica con vista, una rassegna internazionale, non internazionale, perdonate, nazionale. Sai, in tutto il paese, veramente dalla Sicilia fin qua facciamo concerti in tutti i luoghi caratteristici, come può essere appunto il Museo Sartorio e lì, come negli altri casi, abbiamo questa particolare collaborazione con un progetto europeo molto grande che si chiama Merita e con altri istituti musicali molto importanti, per cui arrivano musicisti veramente da tutta l'Europa a suonare per noi, tra cui il quartetto. E, insomma, in queste 2 giornate che faremo invece per musica con vista, che sono al Sartorio e che sono tra l'altro inseriti anche all'interno di Trieste Estate, quindi sono grandissimo contenitore. Chiaro. Facciamo un passo indietro, com'è stata questa 93esima stagione? Perché ora parlavamo delle attività estive che sono sicuramente anche hanno un loro impegno da parte vostra organizzativo ma anche diciamo di allestimento proprio pratico, dall'altro lato però c'è tutta la parte invernale autunnale. Assolutamente, io credo che l'ho detto più volte, quest'anno siamo arrivati a un punto importante del lavoro che facciamo ormai da 3 anni e passa, abbiamo
provato e cercato di costruire un palco internazionale, un palco secondo me di eccellenza per la regione e dare la possibilità alle persone di vedere a Trieste quello che vedono a Berlino o quello che vedono nelle più grandi capitali europee. Credo che è stata una stagione bellissima, abbiamo tante volte fatto anche sold out e quindi vuol dire che con grande risposta del pubblico siamo veramente felici. E in quest'ottica, lo racconteremo tra poche settimane, abbiamo già organizzato la stagione dell'anno prossimo che continua e che speriamo sarà di gradimento e avrà il seguito di quest'anno. Ma quindi possiamo dire che l'impronta che state cercando di dare è di aumentare il livello di eccellenza, proprio per cercare di essere distinguibili ma anche competitivi con le grandi capitali. Io credo di sì, io sono convinto che Trieste ha sempre avuto un'eccellenza culturale e musicale, Vero. però negli ultimi anni è molto cresciuto, no? Una città che è diventata, a mio avviso, per come si sta espandendo l'Europa, è diventata centrica in questo momento, no? Rispetto alla parte est dell'Europa e quindi anche all'Austria e a tutta questa zona, è diventato un luogo centrale dell'Europa e quindi quello che stiamo cercando puntualmente di fare è di costruire a livello culturale un centro, un palcoscenico, ma anche un centro culturale, direi, che ci permette sì di dialogare come luogo centrico europeo e quindi di poter attrarre le persone e ai triestini dare l'opportunità di avere a disposizione questi artisti, perché a volte sembra scontato, ma non lo è, il fatto che arrivino certi artisti è un lavoro lungo in cui bisogna convincere un po' l'artista che è un luogo... in qualche modo, no? Sì. Esatto, bisogna dire venite, qua è un luogo dove potete esprimervi al meglio e c'è tante persone che vogliono ascoltarvi. Ma c'è diffidenza all'inizio da parte di qualcuno, magari di quei grandi nomi che dicono beh, io ho delle tappe più importanti, questa mi viene un po' così, non sono convinto. Ma diciamo che secondo me non è tanto convinzione quanto comodità. Comodità. Sappiamo che per venire a Trieste bisogna venire a Trieste, giusto? Però anche questo secondo me lo sto cominciando a notare, succede una cosa strana, per cui all'inizio mi capita nel dialogo con gli artisti che faccio un po' fatica, ma è incredibile quando riusciamo finalmente, magari con alcuni artisti parlo per 3 anni prima di convincerli a venire, quando finalmente vengono si ritrovano in una città a cui vengono tutti gli anni. Poi, si affezionano. Ma questo è successo anche a me, devo riconoscerlo. Però agli artisti in generale si trovano sorpresi proprio di Quindi fronte. c'è da superare il primo scoglio e poi è tutto in discesa. Secondo me sì. Ma perché trovano in Trieste un terreno fertile e anche appassionato, no? Di musica e di cultura. Totalmente. E quindi lo percepiscono in qualche maniera. Esatto, perché poi a Trieste lo sappiamo, basta vederla, no? Uno comincia a camminare in città e si ritrova, capisce che è in un luogo speciale. Però bisogna venire per vivere quella magia e in effetti poi succede questo, che quando passano poi tornano sempre. Poi immagino, questo magari me lo confermerà lei, che gli artisti mitteleuropei trovano anche in qualche modo un contesto familiare, essendo Trieste città con radici asburgiche, non solo dall'architettura ma anche dal modo di pensare, dal modo di vivere. Quindi quello può essere facilitatore per chi dalla Germania, dall'Austria si trova in città. Totalmente. E lo vedono in 2 modi, uno sicuramente nella città, nella sua architettura se vogliamo, ma nel pubblico, questa è una cosa di cui parliamo spesso, nell'ascolto del pubblico mi dicono sempre un pubblico così attento e diciamo che si immerge così tanto, noi stessi, io lo dico anche da musicista, quando uno è in palcoscenico sente la tensione intorno a sé del pubblico e questo mi viene sempre detto, mi dicono è un pubblico davvero speciale e questo credo che fa parte dell'essere mitteleuropei. Quindi un pubblico maturo, cioè che sa accogliere la musica ma la sa anche in qualche modo rispettare. Sì, secondo me che sa cogliere i dettagli, le piccole cose che l'interprete ci può lasciare quando suona. Quanta energia vi drenano le rassegne estive? Perché comunque è dare continuità a un percorso già impegnativo che è quello vostro. È un grande lavoro, molta. Siamo convinti che nella continuità di quello che facciamo siano importanti e quindi spendiamo questo come moltissime energie, li mettiamo sul Festival di settembre, il Festival Faro della Musica che ormai quest'anno è al 3° anno e che tra 2 settimane presenteremo, tantissime, però teniamo duro e
E devo dire che quello che paga sempre è quando la gente cominciamo a vedere che si fida, perché non è solo partecipare, ma è il fatto di partecipare a volte, a prescindere da quello che noi stiamo presentando. Quando la gente viene e ci dice non conoscevo l'artista di oggi, ma sono venuto perché ultimamente mi sono ritrovato benissimo in tutti i concerti. E quindi questo ci paga, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e la gente si sta affezionando a quello che proponiamo. Ecco, il vostro lavoro è quindi anche la fiducia che si conquista attraverso il lavoro verso il pubblico. Immagino sia anche frutto di un modo efficace di comunicare quello che fate, quindi tutta la parte di promozione e comunicazione. Totalmente. Io credo che negli ultimi anni, e forse la pandemia ha accelerato questo aspetto, si è spostato da questa globalizzazione che vedeva un po' portare in giro da diversi luoghi del mondo qualcosa e cercare di venderlo, a creare delle grandi comunità. Oggi le comunità locali sono importantissime, il successo di molte cose nascono nelle comunità locali e quindi c'è un recupero di questo aspetto. E il nostro lavoro è quello di creare comunità, dare alle persone l'opportunità di venire in un luogo, ritrovarsi in un luogo in cui si trovano bene, in cui gli piace, in cui capiscono che quello che c'è è qualcosa che a loro torna. Diciamo. Anche perché è autentico, no? Proprio perché deriva dalla comunità, non è un qualcosa di precostruito, ma un qualcosa di genuino. Esatto. Che può essere una leva per affezionare poi la persona e che dopo diventa credibile anche il lavoro che si fa in tutte le sfaccettature. Totalmente, tutto quello che facciamo lo facciamo a misura per Trieste, gli artisti che diamo i programmi, ma anche come i programmi che produciamo per le biblioteche, per i musei, quindi lavoriamo sulla storia di Trieste, cerchiamo di proporla, sulla collezione d'arte, eccetera, eccetera. Quindi è davvero, cerchiamo di far sentire alle persone che vengono una cosa che è unica, non la ritrovi in nessun altro luogo. Diciamo. E se dovessi chiedere le difficoltà che ci sono nell'organizzare tutto, quali sono le principali? Ma c'è una che è sempre sul tavolo. Ovviamente per poter produrre qualunque di queste cose qua ci vuole una disponibilità economica. Beh, questo è un dato di fatto, come è un dato di fatto che uno non produce cultura per arricchirsi e quindi molte volte l'equilibrio tra le risorse che servono e riuscire ad averle è molto complesso. Ho capito. Ci serve molto la partecipazione del pubblico, no? E quindi la difficoltà più grande è trovare un equilibrio in questo, perché uno, come dicevamo fino a 2 secondi fa, vuole proporre qualcosa che è culturalmente valido, che interessa indipendentemente dal dire che è semplicemente una cosa un po' di lusso. Non lo è, no, è culturalmente un'esperienza valida. Per farlo bisogna anche avere l'apporto di tutti, perché magari non abbiamo quel supporto commerciale che hanno altre attività che no, se uno vende scarpe no, e quindi è un business diverso. Il nostro porta un messaggio culturale, quel messaggio culturale ha bisogno dell'apporto delle persone. Questo è il lavoro più complesso spesso di fare. Questo messaggio culturale, come l'ha definito lei, riuso una sua parola, ha avvicinato anche un nuovo pubblico, magari non solo diciamo fruitore di uno spettacolo, ma che magari si è voluto mettere in gioco anche a riguardo. Parlo dei più giovani, che vedono nella musica quella che può essere una passione sopita ma riscoperta grazie a voi. Totalmente. Abbiamo tra l'altro diversi progetti, uno molto particolare con le scuole. Con le scuole. Da diversi anni partecipano una media di 60-70 ragazzi ai concerti, infatti se uno guarda in galleria ci sono moltissimi ed è bellissimo perché cominciamo finalmente dopo un po' di anni a vedere i ragazzi che prendono l'abbonamento, no? Perché magari hanno finito la scuola eccetera e adesso cominciano a tornare. Quindi questo sicuramente, poi io cerco, e nel festival di quest'anno ci saranno delle sorprese, cerco di essere un po' trasversale anche nel repertorio, quindi proponendo anche artisti che parlano magari nel linguaggio, anche di quello che noi chiamiamo la musica classica, diciamo nei compositori che conosciamo, ma che magari lo contaminano un pochino anche con qualcosa di più vicino magari ai ragazzi giovani di oggi, in modo tale di dirgli venite, ascoltate e poi portarli verso tutte le strade che sono tutte valide. Ha già avuto un suo effetto questo tipo di esperimento? Sì, totalmente, lo vedo, insisto, perché vedo che cominciamo a ritrovare molti di questi ragazzi che li abbiamo magari avvicinato con dei compositori che magari si dedicano anche a repertori diversi, tipo il pop o il jazz, eccetera, e che oggi li vedo addirittura quando facciamo le introduzioni con gli artisti, quindi vengono anche alle conferenze, eccetera, quindi sì, si vede molto bello. Il ruolo del direttore artistico è un ruolo anche di mediazione, cioè deve fare delle scelte e non tutte sono facili da prendere, immagino, no? Qualcuno rimane fuori, qualcuno viene in qualche modo più, si insiste più con qualcun altro invece è più facile. Com'è gestire tutto questo? È molto bello come l'ho appena definito, è un mediatore culturale, sono d'accordo, è vero, perché
Ci sono diversi aspetti. Uno porta la propria idea, no? Come dicevo prima, io condivido e cerco sempre di raccontare che la musica ha una sua funzione sociale. Questa forse che non è una mia trovata, per l'amor del cielo, è nella natura Penso di quello, che sia universalmente condiviso. Insomma. per l'amor del cielo. Però uno può insistere su questi aspetti. Sì. E questo può essere forse quello che io faccio di più. Dopodiché però bisogna leggere molto bene dove si è, qual è il pubblico che ha, la storia di Trieste la definisce e quindi i musicisti o il repertorio che si ha più piacere ad ascoltare e ad approfondire, forse, anzi non forse, è sicuramente diverso qua, quanto è diverso a Milano, quanto è diverso a Firenze. E quindi secondo me il direttore artistico deve entrare nel tessuto della città, conoscerlo e cercare di capire quello che può meglio parlare con il luogo in cui era. No? Ecco, ma proprio su questo, facendo lo zoom ancora più ravvicinato, c'è anche una scelta che mira, è meglio al Sartorio, è meglio a Miramare, perché con anche la bellezza del paesaggio che offre il Castello di Miramare, per fare un esempio, forse qualcosa è più facile collegarlo, no? Con la location, fondamentalmente. Totalmente sì. Ci sono due aspetti fondamentali. Uno è culturale, artistico, che quindi il contenuto si può portare meglio un posto piuttosto che all'altro, su questo assolutamente. C'è anche una questione di produzione, chiamiamo così, per cui ci sono alcuni di questi luoghi che costa più cari allestirli, sì, certo. E quindi uno porta progetti più grandi, altri che sono più elastici, più dinamici e quindi ci permettono di portare altri. Andate avanti fino a luglio, no? Andiamo avanti fino a 14 luglio. Fino a 14 luglio. Esatto, quindi tante attività direi. Vedo premi che il 14 luglio alle 21 il trio Cobalt, vincitore di numerosi riconoscimenti, e tra cui il recentissimo premio Giuberge, aggiudicandosi anche una registrazione discografica con la Filippo Nicosia Chamber Music Award, quella del 2024. Insomma, sicuramente anche modo per dare vetrina a chi ha già un percorso di crescita e che vuole affermarsi. Quindi diventa non solo una rampa di lancio, ma anche un bel punto di passaggio per gli artisti, insomma. Totalmente, credo che lo sia. Insisto molto spesso nel portare artisti che si esibiscono per la prima volta e, come dicevo prima, se per l'artista a volte quando arriva a Trieste è una sorpresa, dice caspita adesso voglio tornare tutti gli anni, cerchiamo di in qualche modo imprimere lo stesso effetto anche su chi viene a sentirci, perché magari vedono il gruppo piccolo, certo non è il grande nome, però poi ci capita sempre più spesso, come dicevo prima, che magari viene, lo vede e dice ma questi ragazzi sono straordinari, allora cominciano anche a fidarsi a venire a ascoltare più di questi che sono necessari. No? E per loro è anche un incoraggiamento, perché diventa un modo per avere un pubblico maturo, come dicevamo prima, che se lo apprezza allora è già un banco di prova importante. Totalmente. Superare l'imbarazzo, poi immagino che sia la prima, no? Sì, la tensione. La prima esatto, prima, la tensione sì. del palco, la tensione dello spettacolo. Così. Se c'è qualche altro appuntamento che vuole sottolineare, che io mi sto dimenticando, abbiamo ancora qualche minuto. Ma fondamentalmente ricordare quindi questi giorni che sono bellissimi a Mungia, credo che è davvero tantissimi la musica che faremo. È interessante pensare di andare a Mungia una giornata, magari farsi una giornata nei laboratori, poi la sera andare ai concerti, quindi è davvero un'occasione secondo me unica. E vedere e approfondire questi concerti estivi nei diversi luoghi e soprattutto io consiglio questa chicca di Miramare, perché andare a sentire i pomeriggi musicali fanno 80 anni, sono in un tour mondiale e europeo che stanno facendo, hanno scelto Trieste come una delle città in cui passano, quindi credo che sia una bellissima opportunità per ascoltare un repertorio bellissimo. Fanno l'Imperatore di Beethoven e fanno l'Italiana di Mendelssohn, quindi un repertorio davvero così molto popolare, se vogliamo, molto bello da ascoltare in un luogo così straordinario come Miramare. E quindi ecco, se voglio lasciare il pubblico con qualcosa, con questa impressione di poter vivere alcune di queste giornate che cominciano a diventare calde in luoghi bellissimi con bella musica. Il mondo di Beethoven si vende un po' da solo, possiamo dire così, grazie al nome. Poi molti però non conoscono tutto. È vero. Quindi questa è un'occasione per dire, io dico Beethoven, conosco i must, però dopo c'è tanto altro. C'è tantissimo e poi questi giorni qua, ma come dicevo anche a Miramare, ma non solo, poi in altri appuntamenti abbiamo un quartetto per esempio, questo è molto bello, quando saremo nel Collio c'è un quartetto che nella cantina della casa dove facciamo diversi concerti suoneranno in diversi punti, proprio dove ci sono i vigneti, dove ci sono i giardini, dove ci sono ovviamente la zona... Quartetto animato. Esatto, dove producono il vino e quindi sarà molto bello perché la gente potrà un po' seguirli nel percorso
ascoltando tra l'altro sempre Beethoven è un grande protagonista È quest'estate. molto versatile, no? Anche al contesto, cioè proprio si può mettere al castello come al Collio, che comunque si sposa bene con l'ambiente. È vero, totalmente un compositore poliedrico che poi ha scritto per tantissime formazioni diverse, ma anche musicalmente ha lanciato tanti messaggi diversi, quindi lo ascolti nel piccolo gruppo da camera come nella grande orchestra e lascia sempre un'impressione molto grande. Immagino, Secco, che lei è già soddisfatto, diciamo, del lavoro che state facendo, ma quando possiamo dire che sarà ulteriormente soddisfatto? Raggiungendo che tipo di obiettivo o che tipo di traguardo? Io purtroppo soffro di essere sempre insoddisfatto del lavoro che faccio, però no, scherzo, lo dico in modo positivo. Io sono soddisfatto ogni volta che in teatro la gente si avvicina e ci racconta che viene ad approfondire, a vivere un momento in una dimensione diversa, no? E quindi questa è una grande soddisfazione, questa è la soddisfazione più grande che possiamo avere. Credo che ancora stiamo costruendo questo palcoscenico, questo centro culturale per Trieste e per tutta la regione, e so che possiamo ancora arrivare a più persone e io spero che in questo periodo riusciremo a farlo perché so che c'è una comunità lì che ancora stiamo costruendo che può arrivare insomma al teatro. D'altronde Oscar Wilde diceva che il malcontento è il primo passo verso il progresso, quindi diciamo che non è da intendere negativamente, ma con uno stimolo per fare meglio più avanti. Sono totalmente d'accordo. Buon lavoro! Grazie. Grazie a Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti. Noi chiudiamo qui il nostro appuntamento con Trieste in diretta. Grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento.